Ciao, bentrovati. Oggi preparo i zigarros del Nugeda, i sigari di nocciole. Gli ingredienti che mi occorrono: intanto per il ripieno 250 g di nocciole rese in farina, 120 g di zucchero, una bustina di vanillina, 60 g tra acqua e acqua fior d'arancio. Chi non gradisce l'acqua fior d'arancio può utilizzare tranquillamente un liquore a proprio piacimento. Scorza di arancia essiccata, un cucchiaino. Chi utilizza la scorza d'arancia fresca va bene una intera, di un'arancia intera. Dopodiché per l'involucro 230 g di granito, quello sardo, farina granito. Chi non ha la possibilità di reperirlo può usare la farina classica 00. 20 g di cacao in polvere, quello zuccherato, un pizzico di sale, 35 g di strutto e acqua. Ne servirà circa 120-125 g. In ciotola dove c'è la farina vado a versare subito il cacao in polvere e do una mescolata. Quindi vado a versare il sale, un pizzicotto di sale, lo strutto e poi a piccole, veramente piccole quantità, l'acqua, perché l'impasto dovrà rimanere abbastanza solido, perché poi dovrò tirare una sfoglia. Quindi con l'acqua andiamoci piano. Quando ci rendiamo conto di aver un impasto bello liscio ma lavorabilissimo con le mani, poi allora ci fermiamo, non ne aggiungiamo più. Quindi quei 125 g di acqua possono servire tutti, come anche no, perché abbiamo anche lo strutto, no? Che ci aiuta parecchio. Quando abbiamo raccolto tutta la farina dalla ciotola, vado a lavorare un pochino con le mani. Non appena l'impasto è bello lavorato, lo vado a sistemare dentro una bustina da congelatore, così avrà il tempo di stare a riposo e diventare più elastico. Nel frattempo vado a preparare il ripieno. In una pentola ho versato lo zucchero, verso anche l'acqua, la scorza d'arancia essiccata, accendo il fornello e aspetto che prenda a bollire e che si sciolga lo zucchero. Eccoci qua, lo sciroppo ha preso a bollire e lo zucchero si è sciolto. Quindi a fiamma bassa, mi raccomando, vado a versare tutta ad un colpo la farina di nocciole più la bustina di vanillina. Mescolo bene. Non appena il composto si stacca dalle pareti della pentola, vuol dire che è pronto. È un bel composto che si può lavorare bene con le mani. Andrò a tirare dei cilindretti, vado a portare tutto dentro un piatto e porto sul tavolo. Lascio intiepidire un pochino il ripieno prima di iniziare a dargli forma. Ed eccoci il ripieno. Ormai è tiepido ed è malleabile, prima ancora appiccicava un pochino. Diamo una leggera impastata, quindi vado a tagliarne un pezzettino e vado a tirare dei cordoncini non troppo grossi. Li facciamo lunghi circa 10-12 centimetri.
Quindi una volta realizzati li vado a sistemare su un foglio di carta forno. Dopo aver dato forma a tutti i cilindretti, eccoli qua, li lascio un attimino da parte perché vado a tirare la sfoglia. Quindi una volta preparata la sfoglia vado a prendere un cilindretto di pasta e arrotolo Quindi adesso vado a decorare un pochino questi sigari. Sapete quanto a me piace decorare, quindi non potrei non farlo. I zigarro de Nugeda, i sigari di nocciole, sono pronti per andare in forno. Li lascio cuocere per circa un quarto d'ora, 20 minuti, con forno preriscaldato a 160-165 gradi. I sigari sono pronti, li lascio raffreddare prima di andare a impiattarli. I zigarro de Nugeda sono pronti, i sigari di nocciole sono pronti. Sono carinissimi e soprattutto buonissimi. Se questo video vi è piaciuto mettete un pollice in su. Mi raccomando, condividete il più possibile con i vostri amici, così mi aiuterete a far crescere questo canale. Sotto in descrizione, come sempre, troverete tutti gli ingredienti per poter realizzare a casa questi sigari di nocciole buonissimi.